Prego. Allora, ciao innanzitutto, ti volevo chiedere, a questo Venezia che cosa manca ancora per poter vincere in trasferta? Capisco che non è facile, nessuno ha la bacchetta magica, però vi siete parlati tra di voi, avete capito insomma che cosa manca ancora per fare quel passo in più? Certo che noi ci parliamo dentro la squadra e anche con lo staff. Penso che fino adesso abbiamo fatto un buon lavoro, è vero che qualcosa ci manca ancora, ma sono secondo me i piccoli dettagli che fanno la differenza, che si è visto tipo contro il Catanzaro, anche contro per esempio a Carrarese, che eravamo già in vantaggio, soprattutto contro la Carrara, e poi abbiamo perso, quindi mancano le basi ancora che secondo me adesso abbiamo lavorato un po'. Ecco, questi dettagli posso chiederti in particolare che cosa sono? Sono le cose semplici alla fine del campo, perché si è visto tipo contro il Catanzaro che abbiamo preso 2 gol dove noi eravamo in vantaggio dei giocatori dietro e comunque abbiamo concesso un gol che non poteva succedere, quindi sono queste cose dove magari potevamo difendere ancora meglio rispetto a che abbiamo fatto. E a proposito di trasferte, vi aspetta una trasferta bella tosta, soprattutto molto attesa, quella appunto in casa del Padova. Come te la prefiguri? A me i derby fanno sempre un grande piacere perché queste sono le partite quelle che si vivono e per quelle giochiamo calcio, quindi io non vedo l'ora a scendere in campo contro un avversario così. Ciao, senti un ex allenatore del Venezia del Canto diceva che i derby per i giocatori stranieri sono un po' più, cioè non li vivono con la stessa emozione, con la stessa partecipazione dei giocatori italiani. Per te è così oppure no? Mi sembra di no nel tuo caso, perché dici che in realtà è una partita che sentite molto. È vero che magari i giocatori che soprattutto sono venuti quest'anno non sanno quali sono i derby lì o quanto è importante una partita così, soprattutto per i nostri tifosi. Ma noi l'abbiamo provato a farli sentire subito nell'allenamento ma anche nello spogliatoio e secondo me tutti lo sanno in questa settimana. Tu sei al quinto anno in Laguna, ti senti anche tu ormai parte di questo progetto, di questa realtà veneziana? Certo, fa senso che sono qua da 5 anni, c'è un motivo, quindi io ho detto sempre che qua mi sento molto comodo, non voglio dire italiano, ma sono già mezzo italiano, quindi no, io sto bene qua e lo provo a fare vedere anche ai ragazzi nello spogliatoio. Senti, quanto ti gratifica il fatto di avere la fascia di capitano adesso? È una emozione perché la società è importante, il club in Italia è importante, quindi è sempre un'emozione e anche cioè, io mi sento orgoglioso di essere il capitano di questa società, di questa squadra. Senti, i derby dicono per definizione su partite imprevedibili, secondo te c'è un favorito in questa partita? Io l'ho imparato in Austria perché sono cresciuto con un derby molto famoso anche nel mondo, in Europa, che è il derby di Vienna. E lì si dicono sempre il derby ha le sue caratteristiche e c'è mai una squadra che è preferita o che è il favorito. Quindi il derby fa sempre le sue cose, ma questo è il bello del calcio anche secondo me. Ciao, senti, sei il giocatore più esperto della squadra, abbiamo detto adesso, sono passate 12 giornate, che idea ti sei fatto della tua squadra, dei tuoi compagni? Che squadra è questo Venezia? Una buona domanda, ma secondo me si vede già in campo quando scendiamo che siamo una squadra che vuole dominare l'altra squadra e secondo me soprattutto nelle ultime partite l'abbiamo fatto vedere.
anche se abbiamo magari o sbagliato 2 o 3 partite, ma si è visto sempre che vogliamo avere la palla, vogliamo divertirsi anche con la palla, e questo secondo me è la cosa più importante nel calcio, il divertimento, perché alla fine si diverte quando si ha la palla, e poi ovviamente quando si vince anche, ma si vede che abbiamo giocatori che vogliono la palla, che alla fine giochiamo anche per fare gol, quindi questo è il bello nel calcio, e questo vogliamo fare vedere nel campo. Se ti faccio una domanda che ho fatto anche ai tuoi compagni, anche al mister in qualche modo, in casa siete straordinari, avete raccolto tanti punti, fuori avete giocato bene ma pochi punti. Secondo te c'è un motivo, è solo frutto della casualità? E poi ti chiedo anche questa squadra quanti margini di miglioramento può avere e dove può migliorare? Allora, la prima domanda, secondo me, si vede sempre che il gioco c'è, non dipende se giochiamo fuori casa o in casa. Si è visto contro la Samp, si è visto contro il Catanzaro, si è visto in tutte le partite, quindi secondo me non c'è tanta differenza, ma si è visto che fuori casa non abbiamo vinto ancora, quindi un motivo c'è, lo troviamo a cercare, noi anche nello spogliatoio con lo staff lo parliamo di queste cose, ma alla fine c'è determinazione e lavorare, quindi questo lo proviamo a fare. E la seconda domanda? Sì, dove potete migliorare? Ancora ampi margini di miglioramento sicuramente. Allora, io sono un giocatore o una persona che pensa che nella vita si può sempre migliorare, quindi c'è sempre qualcosa che si può migliorare, soprattutto nel calcio, perché in 90 minuti ci sono sempre degli errori che succedono, quindi si guarda sempre la partita, come si può muovere meglio, come si può gestire la palla meglio, e questo lo stiamo cercando, soprattutto perché si vede anche che soprattutto nelle ultime partite le squadre giocano a contropiede contro di noi, quindi qua lo dobbiamo migliorare un po', la gestire la palla, poi la difesa, quindi a non prendere gol, ma poi soprattutto davanti, perché la palla ce l'abbiamo, ma soprattutto in questo momento dobbiamo segnare di più. Una domanda ancora. E vi preoccupa il distacco che c'è attualmente tra le prime 2 della classifica, o siamo in una fase ancora iniziale della stagione per cui è gestibile questo distacco? Allora io non sono preoccupato, perché vedo le prestazioni che sono la cosa più importante, ma c'è la classifica che dice chi è migliore in questo momento, quindi noi vogliamo arrivare in alto, quindi in questo momento non siamo quelli che guardano la classifica, ma certo che a un certo punto vogliamo arrivare lì, ma in questo momento non siamo preoccupati. L'ultima cosa per quanto mi riguarda, hai ribadito che sei bene a Venezia, ti chiedo allora se ci sono stati dei passi in avanti sulla trattativa per il rinnovo del tuo contratto, che sappiamo scadere a fine stagione per Venezia. Ci parliamo in queste settimane, abbiamo detto che prendiamo un po' di pazienza, perché prima volevamo aspettare il mio rientro, come rientro, quando rientro, quindi abbiamo avuto un po' di pazienza, e poi o adesso nelle prossime settimane ci parliamo. Tu stai bene fisicamente, ma ti senti al 101% recuperato a proposito? Sì. Ottimo. Si è visto.